penso che l'enogastronomia veneta e quella pugliese abbiano molti elementi di similitudine. Io penso che qui c'è la cucina e anche il vino più equilibrato, più delicato tra le gastronomie e le enologie del nord, esattamente come penso che la cucina e il vino pugliese è il più delicato, il più equilibrato del sud Italia. Non è che all'uomo del Vinitali nasce un accordo per trovare un accordo con il governo? Ma in Italia si parla solo di vino. No, direi che a noi fa piacere invece ricordare che il Veneto è la prima regione, ma subito è seguita dalla Puglia, quindi qui abbiamo rappresentato almeno un 30% della produzione nazionale. E voglio anche riconoscere e ringraziare il Presidente Vendola perché ho molti imprenditori veneti che sono lì con i loro vigneti che mi dicono della disponibilità della Regione Puglia. Questo significa collaborazione fattiva, voler far crescere ovviamente il nostro comparto viticolo enologico. Cosa pensa della macro regione? Non la vedo. C'è una politica che è quella che si fa a Roma. Penso che sia naturale il confronto politico, penso che sia naturale che territori omogenei cerchino di costruire una sintonia più forte, anche perché viviamo nello schianto dei processi di globalizzazione dentro una crisi drammatica. Se la macro regione è una delle macro regioni europee, non rappresenta da questo punto di vista una minaccia come erano altre ipotesi. Io sono un fanatico dell'unità nazionale, nel senso che sono innamorato delle differenze, delle diversità che ci sono nell'Italia delle 100 città e delle tante regioni. Sono innamorato del Veneto, sono innamorato del nord e sono irrimediabilmente terrone. Penso che queste due cose possano convivere nella mia identità nazionale. Io spero invece che lui diventi il grande portavoce di una macro regione del sud, visto che è innamorato del sud, perché potrebbe essere un grande elemento di confronto su Roma per far sì che alcune cose si sblocchino, ad esempio il patto di stabilità. Siamo preoccupati del patto, diciamolo. Facciamo così, in questo momento stiamo facendo un patto. Il patto contro il cappio al collo delle regioni rappresentato dai vincoli del patto di stabilità. La Puglia e il Veneto sono regioni che hanno in cassa le risorse per alimentare una seria politica degli investimenti, ci impediscono di aprire i cantieri, ci impediscono di dare posti di lavoro. Potremmo farlo, abbiamo la programmazione, abbiamo le risorse, ma abbiamo quel cappio al collo e abbiamo provato insieme a rappresentare l'attuale governo che siamo molto vicini al punto di non ritorno. Stiamo morendo. A noi non va bene il decreto che è stato fatto, non ci serve a nulla, questo da sentire. E quindi non solo le macro regioni per omogeneità geografiche, io penso che ci sono anche le alleanze che fino a ieri erano considerate impossibili. Per quello che mi riguarda, gli interessi della Puglia si difendono anche alleandosi con il Veneto. No, questo cresce anche quest'anno 200, più 16%. Io giudico Chiama il patto delle bollicine. Vengo adesso. Ok. Questo è un grande produttore, anche un miliardario, un esperto miliardario. Caro, Vendola, come va? Fate sto governo, che abbiamo bisogno! Ragazzi che avete digitale.